Oh, buongiorno, buongiorno, oddio, nevicato, quindi vabbè. Allora, la nostra intenzione, il nostro programma, eravamo partiti per fare il sentiero Bonacossa, No, aspetta, Cadini se di non ci sono Misurina. deficienti. Le previsioni davano un miglioramento Che bello, stamattina. che bello. Sì, chiamavano un po' di neve, però migliorava. Invece siamo arrivati qua, già al lago di Misurina, e sta nevicando di brutto, cioè di brutto, sta attaccando. Allora adesso in teoria l'intenzione è di arrivare al rifugio Città di Carpi. Vediamo se riusciamo ad arrivare su, andiamo verso il Col de Varda e dopo Città di Carpi. Vediamo, tanto qua godiamo un po' di spettacolo, la prima neve. Cominciamo a salire. Temperatura 1 grado, 0. Buono. A casa ieri 30. Ottimo. Anche stanotte penso stavo. Ci vediamo dopo. Buona visione. Ricordatevi di iscrivervi e lasciare un mi piace alla fine se vi è piaciuto, almeno per il nostro sacrificio. Ciao ciao. Voi ditemi se seguite un altro canale che fa queste imprese. Non ci sono decenti. Ci siamo dimenticati un piccolo particolare. Vabbè, Aurora era già in preventivo che non venisse, ma Nova non c'è perché appunto dovevamo fare il tratto attrezzato e per lei l'imbrago non c'è e quindi amaramente è rimasta a casa, a malincuore. A saperlo poteva venire. Dai, dai, che inizia un po' di neve. Continua un po' di neve, non inizia. Ok, arriviamo qui. Adesso noi saliamo di qua verso rifugio Col de Varda e poi, se tiene così o addirittura smette, andiamo verso il Città di Carpi. 1 ora e 15 manca. Tanto dobbiamo bere un caffettino qua su. Mi sa che oggi il drone non vola. Benvenuti al rifugio Col de Varda. Secondo me non c'è tanta gente. Pausa caffè fatta, adesso proseguiamo verso il Città di Carpi. Che si sta aprendo? No, non dire L'ho che detto, si sta aprendo! l'ho detto. No! Ecco, Manu quando dice si sta aprendo, laggiù vedete il lago di Misurina, dove noi abbiamo parcheggiato, più in là. E guarda che bello, no, si sta aprendo davvero. Si sta Però aprendo, quando lo ti ho dice detto. Manu, di solito preoccupatevi. Bene, andiamo di là, dai. Cioè, ma dove vi porto ogni settimana un luogo diverso? Cioè, dai, ma guarda che spettacolo! Voi comodamente dal divano vedete tutto questo. Ma che cos'è? Ecco, qui arriviamo a questo bivio. Adesso noi seguiamo sempre il 120 verso il rifugio Città di Carpi e poi scenderemo giù di qua a destra verso il 120B. Eccoci a Forcella Maraia 2101 e praticamente anche al rifugio. Dopo ve lo faccio vedere bene. Wow.
Ok, siamo ripartiti, pausa pranzo fatta, mangiato benissimo, bevuto un po' di più, ma col freddo ci sta. E niente, adesso scendiamo giù, dovremmo passare verso Mara, ma non mi ricordo, dopo ve lo scrivo, e scendiamo giù di nuovo al lago. Seguiranno aggiornamenti, il tempo tanto si è aperto un po' e la giornata tende a migliorare, dai. Eccoci di nuovo a Bus de poco fa, non lo so, poco fa, mi piace di più poco fa, quando eri là, poco fa, e ora scendiamo verso Malgamaraya. Manu, sei spettacolo. Houston, abbiamo un problema. No. Praticamente ci stiamo bagnando più col vento che butta giù la neve dagli alberi che rispetto a stamattina quando nevicava. È una bufera. Guarda che roba. Adesso qua siamo in località Ciampiete 1915, lasciamo Casera Maraia e prendiamo a destra per questo sentierino qui verso Misurina. Ecco come è cambiata la giornata, cioè ecco, prima eravamo sotto la neve, adesso qua la neve non c'è traccia e stamattina era tutto bianco. Oh, guarda che qua c'è un bivio e una forestale, andiamo a vedere. Eccoci qua sulla forestale che a destra si va a Misurina. Ma come in salita ancora? Ma perché il sentiero di discesa è sempre in salita? E qua da dove noi siamo arrivati, Malgamaraya e Rifugio Città di Carpi, 120 b. Oh, rieccoci con un meteo decisamente diverso da quello di stamattina. Comunque siamo arrivati all'auto, c'è un po' di arietta in più, ma il sentiero mi è piaciuto molto, è bello anche il cambio di meteo così, rifugi belli, mangiato benissimo, che dire, giornata l'abbiamo salvata, dai. Manu? E abbiamo conosciuto anche una persona salendo